Investimenti in calo del 4%, riduzione del 13% nel comparto residenziale e dell'11% nel non residenziale privato a causa del blocco dei cantieri, ma le infrastrutture pubbliche crescono del 9%. Il report di CNA Costruzioni sull'edilizia in Sardegna nel 2020 traccia l'impatto dell'emergenza Covid sul comparto, che scongiura il crollo verticale solo grazie alle opere pubbliche che, in base alle stime, nel 2020 cresceranno nell'isola quasi del 9%. Dato quest'ultimo decisamente più positivo rispetto alla media nazionale, che registrerà nell'anno in corso un aumento dello 0,9% di opere pubbliche. Secondo il report CNA saranno marginali, almeno per il momento, anche gli effetti del nuovo superbonus al 110% introdotto dal governo. Visti infatti i dubbi interpretativi sulla norma, al momento sono più i danni provocati dal suo annuncio che i benefici. Nella migliore delle ipotesi, entro la fine del 2020 si riuscirà solo a compensare dunque gli effetti negativi. Un bilancio che evidenzia una flessione contenuta rispetto agli anni scorsi, ma legata anche ad alcuni fattori di criticità, a partire dal fatto che a tenere è il settore delle infrastrutture. Il settore edile da solo registrerebbe dati assai più negativi. Le proiezioni per la seconda metà del 2020 non tengono poi conto dell'eventualità di una seconda ondata pandemica. Inoltre saranno fondamentali i tempi di decisione e di attivazione delle misure messe in campo per realizzare gli investimenti. Tutti i motivi per i quali Francesco Porcu, segretario regionale CNA Sardegna, e Antonello Magia, presidente di CNA Costruzioni, chiedono alla Regione Sardegna di accelerare i progetti per la ripresa del settore. Ok alla riprogrammazione dei fondi FSC per 358 milioni di euro. Adesso si passi agli interventi di edilizia scolastica riguardanti il piano triennale 2018-2021. 414 progetti per un valore di 300 milioni di euro, di cui solo 4 cantierabili.